50 deputati e 24 senatori sono quelli che in base alla legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, a cui la Camera ha dato il primo via libera, il Veneto si troverà a dover eleggere il prossimo 4 marzo alle politiche. 2 circoscrizioni per la Camera, Veneto 1 con Venezia, Treviso e Belluno, Veneto 2 con Padova, Vicenza, Rovigo e Verona. 1.933.000 elettori la prima, 2.923.000 la seconda, 20 i seggi assegnati a Veneto 1, 30 a Veneto 2, un terzo con metodo uninominale, 2/3 proporzionale. Al Senato 24 in totale i seggi assegnati, 9 nei collegi uninominali, 15 con metodo proporzionale e decisive saranno quindi le alleanze tra i partiti. La previsione è che il Rosatellum, il Veneto, produrrà un'ampia maggioranza di centrodestra, salvo un exploit del PD che dovrebbe però raggiungere una percentuale elevatissima, almeno il 40%. Scenario in cui ieri a Mestre, nel suo videomessaggio, Silvio Berlusconi ha annunciato il ritorno in grande spolvero di Forza Italia in tutte le province. Per Berlusconi il Veneto è di fronte a una rivoluzione compiuta in 2 passaggi, dice, referendum ed elezioni politiche di primavera. Se il Veneto deve tornare ad essere una delle locomotive d'Italia, ha bisogno di istituzioni che siano in grado di supportare e non di ostacolare il lavoro dei veneti, il vostro lavoro.